Stasera noi stiamo festeggiando la notte dei licei con questo open night nel quale le persone interessate al percorso del liceo classico possono vedere le attività che si svolgono a scuola. Abbiamo scelto proprio di far vedere tutto quello che si fa anche al mattino, le lezioni, le attività, i progetti, i percorsi interni all'istituto, in modo tale che chi ha piacere di conoscere l'importanza della scuola, ma anche e soprattutto l'importanza della cultura classica, possa farsi un'idea completa il più possibile delle opportunità che questo percorso di studio offre. Evidentemente il nostro momento notturno non si ferma a questo, ma poi avremo anche degli sketch teatrali preparati dai ragazzi. I ragazzi da anni, ormai da 30 anni forse, hanno questa consolidata tradizione teatrale. Faremo anche un momento di musica dove i ragazzi suoneranno così come sono abituati a fare durante quelle che vengono chiamate assemblee musicali, e naturalmente poi ci sarà un momento invece di riflessione, che è quello del convegno dedicato alla professoressa La Pergola, storico docente di questa scuola, docente di storia dell'arte, che ha rivestito anche dei ruoli importanti pure all'interno dello staff di istituto, e per la quale appunto abbiamo organizzato questo momento che si chiama Lo Stato dell'Arte, al quale parteciperanno, oltre ai parenti della professoressa, alcuni docenti dell'Università di Catania. Parteciperà anche Antonio Presti, appunto, che conosciamo tutti per la sua passione nel promulgare l'arte, e in quella occasione, appunto, in quel momento approfondiremo questo concetto, cioè che l'arte e la bellezza sono comunque in grado di salvare il mondo se accoppiate ad una cultura adeguata e formativa. Auguro a tutti quelli che partecipano, ovviamente, che possano trascorrere delle ore non solo piacevoli ma anche formative. Stasera sono felice di trovarmi in questo luogo come tempio della conoscenza e tempio di quel pensiero di differenza. Più che mai stasera qui all'Ospitaleri, in questa splendida scuola, con una biblioteca che è proprio un tempio, con questa testimonianza anche scientifica della memoria del passato, bisogna rispettare, amare e proteggere questi luoghi in nome di quel futuro, perché proprio in questi luoghi alberga la bellezza eretica di quel valore di essere conoscenza.